Un'interessante iniziativa oggi è la presentazione del libro che ha voluto essere uno spunto per parlare della vita e della morte, e vediamo anche questo gusto che ci spiegherai anche le ragioni di questo tuo libro. Sì, tutto nasce da questo mezzo busto che mi ha dedicato lo scultore amico Lello Todaro, che leggendo il libro, casualmente il mio libro Toccaferro, si è ispirato e mi ha voluto donare di questo mezzo busto, e io sono felice di averlo accettato perché me lo godo, me lo voglio godere da uomo vivo e non da uomo morto, perché solitamente i mezzi busti si dedicano quando uno non c'è più. E invece a me mi è stato fatto già in vita ed è per me un'immensa gioia, anche perché è molto rassomigliante, devo dire, e quindi è sempre un dono prezioso che un amico fa per lo sforzo artistico che uno intende sempre portare avanti in tutti i momenti della sua vita. Tutto qua. Ringrazio naturalmente Margherita Tropiano di TVA, giornalista bravissima di TVA, per avere avuto l'idea di mettere in atto questa manifestazione importantissima, e assieme naturalmente all'editore del mio libro, nella persona di Antonio Lirotta Medinova, e poi insomma tutte le persone che si sono spese ad intervenire, come la Montalbano, Lillo Montaperto e tantissimi altri personaggi che sono intervenuti, i quali hanno relazionato abbondantemente, facendomi addirittura emozionare in certi momenti per le parole che hanno saputo spendere a favore di una persona umile e che conta poco come me, insomma. La gente, il pubblico che si è spostata da Favara e di altri paesi del vicinato per rionorarmi, ed è stato per me una gioia che porto nel cuore e non lo dimenticherò mai. Ecco, Toccaferro sinteticamente che messaggio lancia? Ma il messaggio che è una storia, diciamo, un libro, c'è tanta metafora sotto sotto, insomma è un libro che secondo me bisogna leggerlo. E sotto la battuta scherzosa, sotto sotto si nasconde magari la verità in certi momenti, in altri momenti magari no, e come noi, per cercare di superare possibilmente la paura della morte che affligge un po' tutti, a me in particolare, e che cerco magari di superarla così, ma lo faccio anche in pittura con le mie pietre, principalmente con la pittura. Quando io parlo con le mie pietre, ormai mi conoscono come il pittore che parlo con le pietre, quindi figuratevi, tutto qua. Antonio Lirotta, editore di Medinova, oggi un interessante convegno dove si è presentato il libro di Enzo Patti, Toccaferro, un momento anche in cui si è discusso di vita e di morte. È un libro che apparentemente può sembrare molto particolare e addirittura far paura, perché si tratta di un tema molto delicato, ma è la vita stessa che è delicata, che è forte, che è importante. E allora oggi in questo incontro, in questo convegno, si sono toccati i diversi aspetti appunto del senso della vita e della morte, ma come? Attraverso la letteratura, attraverso le arti figurative, attraverso le tradizioni. E abbiamo voluto farlo proprio a ridosso della ricorrenza dei morti, proprio per mettere un punto preciso su un tema così molto delicato. Esorcizzare la morte, non tanto questo, ma quanto parlare dell'importanza e i riflessi che ha la qualità della vita e la qualità della fine della vita, e di questo percorso dove tutto si deve affrontare anche con il sorriso. E alla fine Toccaferro tratta tutta questa materia con il sorriso, con ironia più che altro, e diventa un punto importante per la letteratura.